piacete ragazzi, così vi piacete. Quasi 10 anni fa 3 pisquani sono venuti da me e mi hanno detto oh noi facciamo queste cose di rapper, siamo simpatici, siamo carini. Cioè che ne dite, possiamo provarci a fare qualche cosa? Io volevo dire di no, guardate siete scarsi, ma poi mi ha fatto tenerezza e ho detto facciamo qualcosa. Oggi in realtà sono molto felice che voi tutti siete qua perché oggi è un giorno molto importante. È la fine di un percorso che è durato 2 anni in cui Doro di Arte si è fatto veramente una schiena cubica per far crescere questo disco importante. Fate un po' di casino per Doro di Arte! Scusate, qui siamo ancora allo stadio di Alba Terra e Cedacchi. Un casino! E allora, ladies and gentlemen, per cortesia grosso casino per Doro di Arte alla Copycat Lampe! Ciao ragazzi, noi stiamo facendo un'intervista per Blood, visto l'uscita del nuovo album di Doro, e quindi volevamo conoscervi un po', visto che io sono nuovo in questo paese, no scherzo, abito qui da 5 anni. Però faceva ridere. Funziona. Tu vuoi l'attenzione subito. E quindi sì, volevamo la vostra storia, come è nato il gruppo, la vostra band, gli inizi, come... Beh, noi ci conosciamo da una vita, Sì, abbastanza. Tutti e tre. Lui mi ha inculato vendendomi dei libri di seconda mano alle superiori. Erano tutti sottolineati, Non distrutti. è mai più stata la stessa storia. Prova a essere preciso. Venendo da un posto dove ci sono poche persone e si ha una passione come quella dell'hip hop negli anni 90 che non è come avere quella passione oggi, è chiaro che entri in contatto abbastanza in fretta, no? E quindi ci siamo conosciuti con questa cosa qua. Deka faceva il famoso viaggio in Australia di cui sopra parla in Ozzy Dream, in un pezzo del suo disco, e mi chiese una cassetta per andare, per fare il viaggio. Io e il Deo ci siamo conosciuti scambiandoci 9,50 di prese che Trovandoci il campetto, ma per pochi si intende dire che eravamo in 5, in 6. Eravamo appunto 4 gatti. Sì. E quindi da lì poi sai com'è, da ragazzino vuoi fare quello che sogni. Sì, sogni di fare quello che fanno i tuoi idoli, quindi in questo caso i rappers, e noi volevamo fare l'hip hop e l'abbiamo fatto piano piano. Abbiamo avuto delle prime esperienze fallimentari con come tutte. Parentesi radiofonica e vabbè dai quella alla fine ci stava, perché comunque lì avevamo cominciato in radio a fare una trasmissione. Quella non si sa mai, quella non si sa mai. Potrebbe sempre tornare utile. Quella può tornare utile. Writing. Writing, quello è stato favoloso. Una volta mi ricordo ho fatto questo pezzo in una notte in cui c'era un vento allucinante e praticamente con la bomboletta e da newbie, da neofita. Sì, esatto. Stavamo più tempo a guardare le bozze al bar alla sera che a fare i pezzi. Sì, a parlarne, eccetera. Poi a un certo punto abbiamo detto, boh dai, vogliamo fare il rap, facciamo il rap. Noi eravamo in botta con la West Coast, perché negli anni 90 era East Coast o era West Coast, una differenziazione assolutamente inutile. Poi sempre West Coast. No, ma cambiava solo i pantaloni che li compravi in Pompelino, solo quello. Sì, esatto, le bandane. E da lì poi abbiamo cominciato a catena, ci siamo perfezionati sempre di più finché siamo arrivati poi ai primi prodotti ufficiali. Ecco, in che momento l'hip hop, la musica è passata da essere un hobby a essere qualcosa di veramente importante nelle vostre vite? Io penso che con la vittoria di Dek del Premi Friul, che il momento sia stato quello. Beh sì, diciamo che lì è passato più che da un hobby, che lo è ancora in sostanza, perché non siamo professionisti di nessun tipo. Però non ci mangiamo con sta cosa, ma neanche lontanamente. E sgombriamo il campo. Esatto. Abbiamo comprato solo una casa vicino a un bar. Però ve lo confermo anche il signore laggiù in fondo. Fate ciao che non sente. Ciao. Esatto. Soldi ce n'è? Tantissimo. Siamo professionisti allora. Diciamo che da quel momento lì si è passati da fare rap solo per noi stessi, no? Possiamo dirlo, a fare ascoltare la propria musica ad altre persone. Ecco, quello è stato lo switch on, diciamo, di tutto un certo discorso. Si è cominciato ad andare in giro per i baretti, posti piccolissimi, però pieni di gente, quasi sempre, insomma, no?
Sì, giravamo i paesini proprio, no? Nei baretti ci chiamavano a suonare. Esatto, e c'è sempre stato un sacco di affetto. C'era attesa su questo nuovo fenomeno, passavano le date, ti trovavi 100 persone in un luogo piccolissimo a saltarti addosso. E inizialmente l'attenzione era sulla parte in carnico proprio della nostra musica, no? Sì. E di questo dobbiamo sicuramente ringraziare per questa grande Fulvio, opportunità che ci hanno dato Fulvio e Radio Onde, sì, che insomma ci hanno permesso di fare questa cosa, ci hanno incoraggiato e ci hanno dato in mano degli strumenti che io fossi stato nei loro panni, non so, ci avrei pensato un forse attimino, non so, con un certo entusiasmo diciamo, e lì è iniziato tutto, perché a differenza di tante altre persone che magari facevano prima la musica e poi i palchi, noi abbiamo iniziato più o meno nello stesso periodo, se non forse prima i palchi e poi la musica. Il bivio è proprio quello del raccontare come abbiamo conosciuto Fulvio, sì, che è stato una figata. Ascoltando una canzone online da ignoranti carnici che Cerchio di stelle. No, quella dopo è un'anticipazione del suo disco. Giusto, è vero, è vero. Grazie. Ascoltiamo quella, lo conosciamo a Monfalcone, nel momento in cui speravamo di entrare in una compilation hip hop per entrare in un giro, avendo fatto un pezzo poi. Sì, perché mentre che c'è questa cosa del rap in carnico è una cosa prevalentemente che esce dalla testa di Deck, principalmente parte tutto da lì. Poi chiaramente noi ne abbiamo preso parte con entusiasmo nel corso degli anni, però la cosa è partita da lì. Inizialmente io, il Deo e G.I. Joe, sì, esatto, Gianluca, altro membro che non fa più parte dei Carne Cats, eravamo in botta con sta cosa dell'hip hop italiano, giustamente, insomma, perché eravamo cresciuti con quello e perché il carnico non era la nostra prima lingua, come nel suo caso. Lui parla italiano con una certa difficoltà. Pensa in friulano. Quindi ci capiamo. Pensa in friulano, traduco in inglese e poi arriva all'italiano. In quel periodo andavamo a Bologna, no? Passavamo a trovarti ed era tutto il periodo del To The Beat, di un movimento hip hop underground clamoroso che non aveva mai mosso così tante persone, andavamo a rivolta. Cominciava di nuovo, dopo il periodo di buio che aveva avuto l'hip hop italiano sulla soglia dei 2000, lì stiamo parlando del 2002, 2003, 2004, quegli anni lì cominciava un attimino a riprendersi e noi seguivamo questo movimento e volevamo entrarci in qualche modo. Poi diciamo che è stata una sorta di consapevolezza che abbiamo acquisito col passare del tempo, che ci ha fatto capire che se volevamo fare musica hip hop dovevamo farla a modo nostro, non per forza passare attraverso certi stilemi e certi canoni che la cultura hip hop, per ragioni che adesso non analizzeremo, ne parleremo un'altra volta, un'altra intervista o più interviste, opera omnia. Esatto. Ho visto tutte le giorni su qui da allora, dalla vecchia 90 alla nuova scuola, la mia storia scendo coi Carne Cats, da nord-est spray come lavora. Il momento è ora, ci si migliora quando niente più funziona, escono fuori, mi affronto col cuore in gola e imparo dagli errori, poi mi fa la tutorial, mi rispondo a tutto tondo, mentre mi sono più a fondo che con un sonar, la notte buia e l'alba che sarà rosa, aspettavamo il sole, aspettiamo ancora. È una corsa contro il tempo, il momento è ora, prendi il posto e senti il vento, che cambia, si cambia, non sarà. Il momento adesso non sarà mai troppo presto, me l'aspettavo, era chiaro, così promesso, come tiri mancini da una finestra, ci vuole grano salis. Il sale zucca manca dei miei coetanei, abbiamo i mostri nascosti dei sotterranei, sono da tu, sono putani, frani, associati dentro i social, testimonia, il sistema è stato per un attimo che ci goia, che qui lo vedo vera, maniera, salsa di soia, in che stato sto, sarebbe ora che cambi lo status quo, che non importa sui social che stato, ma come sto, adesso meglio, sono sincero, anche se ancora
troppo il sogno che ricorre a 300 all'ora infrangendo ogni suo divieto. Il momento è ora e nave non torna indietro. Sai, come stai Udine? Ci hanno aiutato tanto i concorsi. I concorsi ci hanno permesso di pensare di dover essere all'altezza di platee di palchi diversi. No? Carne Canta è servito a toglierci l'emozione da grande pubblico che aspetta un evento per una notte per decretare, diciamo, la canzone vincitrice delle giovani promesse. Allora queste cose qua ci hanno permesso probabilmente di pensare che era piccolo il mondo, tra virgolette, delle possibilità anche creative del solo hip hop, che ci trovava sempre in quelle situazioni che crescevano o decrescevano, ma che erano sempre quelle. Mescolare è una delle chiavi per fare del buon hip hop, secondo me. Quelli che vogliono fare i puristi e rinchiuderlo in gabbia, secondo me, è il mio parere, me ne assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo, sbagliano completamente, perché è proprio inserirgli degli elementi nuovi per rinnovarlo e renderlo tuo che lo rende la figata che è, ed è così da sempre. Poi insomma, anche col fatto di essere così diversi, di rappare una lingua non solo in una lingua che è di qua, ma insomma in italiano, in friulano. Sì, il mashup tra le lingue, appunto, mescolare ci è sempre servito tanto anche in Vai Fradi. Esatto, ci è servito tanto dall'inizio in su, insomma, nel senso che se uno non ti capiva per un motivo, ti capiva per un altro, se uno non si avvicinava per un motivo, si avvicinava per un altro. Da quando abbiamo iniziato a suonare in poi c'è un sacco di gente che è venuta da noi e ci ha detto il vostro genere musicale mi fa cagare, però voi mi piacete, ed è il più grosso complimento che uno ti possa fare alla fine, no? Ci possiamo mettere il beat? Sì, ma fare la cacca, insomma, è un marchio. Mi fate fare la cacca, siete lassativi. Bene, ho visto che siete in tanti, non abbiamo mai visto fare le prove, eccetera, eccetera. Ho visto che siete in tanti, come fate a gestire le vostre differenze tra gusti? La regola, ma più che il gusto, la regola alla base del nostro modo di fare musica è fai fare a chi sa fare. Quindi se io ho bisogno di qualcuno che suoni la chitarra, non vado io a lezioni e faccio io tutto da solo, che anche questo è un po' nell'ottica hip hop, che è positivo da un certo punto di vista, arrivare a tanto con quel poco che si ha. Però crescendo nella nostra ottica di fare musica, noi cerchiamo sempre di far fare le cose a chi le sa fare. Stasera qua c'erano cantanti, c'erano chitarristi, percussionisti, batteristi, bassisti, c'erano tecnici delle luci, c'era un fonico. Il bassista c'era, abbiamo ignorato, il basso è una chitarra muta che non interessa a nessuno. C'era il batterista. In realtà salutiamo Michele Orselli. L'unico che può subito performare in tempo reale. In tempo. E diciamo ciao a Michele Orselli, il bassista della Carne Live Band, che ha fatto un gran lavoro su Vai Fradi. Sì, noi scherziamo, però. Si nota una ricerca stilistica che dai Carnicats è un po' più moderna, per dire. Beh, sono anche passati tanti anni. Ecco, no? Come lavorate oggi? Cioè, come la produzione? Ma diciamo che di solito l'iter è questo, si parte da una bozza di arrangiamento che è fatta elettronicamente, quindi coi software, come fanno si in fa tanti, oggi. esatto, come fanno in tanti al computer, ok? Di cui si occupa Davare prevalentemente, o il Deo, o comunque altri produttori che hanno preso parte a Vai Fradi. Da questa poi la si prende, io la prendo, la smonto e la rimonto con l'idea di una canzone, quindi mettendoci le mie parti. E da lì poi intervengono tutti, quindi si viene qua dentro e tutti dicono allora, qua abbiamo bisogno di questo, lo fai tu, questo lo fai tu, questo lo fai tu, questo lo fai tu, E boom, esatto. viene arriva la bomba. Poi la cosa più difficile è quando si è messo insieme tutto, tagliare le cose che sono di troppo, quello è molto più difficile. Come fate a decidere queste cose? È difficile, si discute tanto. Sempre difficile. Ecco, vi prendete dei capelli, tu non hai più i capelli, no, quindi non si può fare. Come fate a prendere adesso dove ve lo prendete? Perché si prendono tutti sui miei. Ecco.
approfittano, Ecco. se ne approfittano. Neanche da vari ce li ha. No, infatti. Ormai tutti su di te. Hai questa responsabilità. No, beh, diciamo che quello lì più o meno è l'iter classico, no? Chiaramente poi ci sono le scelte dell'ultimo minuto, le modifiche dell'ultimo minuto. Diciamo che un pezzo, anche quando è chiuso, non è chiuso tante volte, nel senso che si continua a lavorarci sopra. A pensare. Sì. Se fosse per il Leo qua si riaprirebbe tutto 12 volte, sì, è come Dottor Dre lui. Su 7 devo lottare per mantenere la mia rotta in questo mare. Dalla finestra un raggio di sole, una nuova luce alle mie parole. Se cerco le notte che danno calore e non fosse che a volte, ok, ho domande in testa ma mi mancano le risposte. Ok, mi sento in colpa per questo grido forte. Gli innocenti fanno silenzio, chiedi a giorni forte. Se non fosse che a volte ho domande in testa ma mi mancano le risposte. Mi sento in colpa per questo grido forte. C'è un gruppo di amici che si è creato, che è reale, sembra parlare del nulla, in realtà è quello: mettere assieme tanti musicisti che provengono da generi diversi, che sono cresciuti ascoltando cose totalmente diverse, quindi si gasano con gli amici ascoltando altro. Per cominciare a gasarsi in questa situazione probabilmente perché tutti hanno tolto un po' le difese, tutti si sono dimenticati praticamente del genere di origine. È chiaro che ce n'era uno di destinazione che era il nostro, però poi siamo più noi che stiamo andando in direzione poi di tutti i musicisti che viceversa, e questo tra l'altro è l'obiettivo futuro poi anche del progetto Canichezz, ampissimo, e qui dentro oggi si è vista veramente una parte di tutto il sistema, no? C'erano anche dei ragazzi, e 2 ragazzi c'erano qui, che seguono la parte audio e la parte luci. Ecco che il gruppo diventa più ampio. E cerca sì di prendere in considerazione un po' tutti gli aspetti, no? Sia dalla musica prima che poi al live, e quando si va a far sentire le proprie cose alle persone, che è la parte più importante alla fine, oltre il disco, i video e tutto il resto. Quando vai a fare un live poi cerchi di studiare le cose nel piccolo e col minimo budget che hai, in maniera che siano le più soddisfacenti possibili per chi le ascolta e le vede, no? Spero non abbiate registrato niente qua dentro con i telefoni stasera, perché altrimenti hai fatto appoggiare il telefono all'entrata. Spoiler. No, ispezione prima. Ispezione prima incontrare il cellulare. Io del linguaggio non ho il dono, guarda caso stasera ho preso nolo. Funziona male, sul serio mi sembra nuovo. Non so se funziona ma io ci provo. E con che faccia domani vado al lavoro. Occhi rossi, occhiaie nere, Technicolor. Gestito la scatti che sembra un robot. Meglio se schiodo. Dentro, ho un genio nascosto. Vorrei mostrartelo ma non posso. Il giorno del linguaggio l'ho già dimostro. E commento di passo con l'inchiostro e metto solo delirio sulla punta della tiro. Ne pensate voi? Qual è la vostra opinione dell'hip hop in Italia A me o in recentemente italiano? hanno chiesto come ti rapporti rispetto al genere hip hop in Italia, e io ho risposto come se facessimo 2 generi diversi. Perché non è un atto può sembrare un po' pretenzioso, no? Ma in realtà è un 2 tipo di partite approccio. diverse, sono 2 partite Sì, diverse con cioè- obiettivi totalmente diversi. Da una parte c'è chi decide di fare la musica per affrontare un mercato definito che ha delle regole, e tu non puoi staccarti da queste regole. Ci sono i trendsetter. In Italia abbiamo avuto gruppi forti, fortissimi, in una situazione in cui tutti erano in crisi, stessi gruppi nati dagli eventi in cui noi eravamo sotto spettatori, li abbiamo visti crescere, hanno determinato un trend perché sono i primi che sono arrivati. Non è colpa loro, ma sicuramente hanno la responsabilità di aver segnalato e segnato una strada che tutti hanno dovuto percorrere, no? Il fatto di stare fuori ti permette di fare dei ragionamenti totalmente liberi, di costruirti un tuo percorso, e non sai neanche te dove vai a finire. Se troverai un mercato probabilmente è anche per una questione di fortuna, una questione di tanti altri motivi, ma di sicuro non è che te lo sei costruito. Noi ci siamo trovati una regione intera che pian piano ci ha dato un supporto clamoroso, ma non è che era previsto, non è che avevamo pensato facciamo in cameretta le prime canzoni orrende e poi ci rendiamo conto che il vicino di casa va fuori di testa per ascoltarti. E quello perché dovrebbe avere un valore minore del mercato costruito? No, ecco, questo è un po'...
Sì, è di arte che parliamo, no? Sì. Si tende a dimenticare questa cosa. Io ho sentito anche rapper italiani, e non voglio fargli una critica per questo, è il loro punto di vista, dire io non sono un artista, non trattatemi come un artista, io sono solo un rapper. Per me non è così. No, per me non è così. Io non metto in discussione che il rapper in questione fosse stato sincero nel momento in cui l'ha detto. Però per me non è così. Sicuramente ci stiamo rapportando a una forma d'arte, e secondo me la caratura artistica va commisurata alla parte di creatività che ci si mette dentro in un'opera, no? Quindi nel momento in cui tu prendi un trend americano e lo ricalchi uno a uno, inserendoci poi il rap tecnicamente e a livello contenutistico uguale a come succede fuori, io non li considero artisti, li considero semplici performer. Sì, sono dei performer ottimi tecnicamente. Io tento di fare qualcosa d'altro, quindi come io rispetto loro, insomma, mi aspetto che loro rispettino me. Ho chiamato Nick Inciso oggi per farvi qualche pezzo vecchio come questo, perché voglio che lo cantiate tutti. Hai capito? E la vita la fa straccia, ma la vuole a me ti pensi faccia. Welcome to Ghana, che la vita lo cavallo, sicuro che sonnaia. Welcome to Ghana, che la vita la fa straccia, ma la vuole a me ti pensi faccia. Welcome to Ghana, che la vita lo cavallo, ma che fa sicuro che sonnaia. Welcome to Ghana, compari, capisco io mi conti la vita tu frati tu. Non sta lamentati tu, non sta con nulla chi, fredde fannia, sanno e fanno un quadri, dopo non sta fermati. L'hip hop è nato in America, quindi il contesto è totalmente diverso. Come si fa adattare? Eppure ci riescono. Ecco. E hanno una fantasia. Sì, eccezionale. dico, come fai? Cioè, non si, cioè, Sì, è qualcosa, non è vero, non è hip Questo hop. non lo so, perché Per bisogna me, andare in ecco. casa di ognuno di loro esatto, a vedere esatto. quanto vero Sì. è. Questo non è. Noi sicuramente cerchiamo di essere veri nel nostro, e il fatto che quello abbiamo è una bello. fanbase molto solida qua penso sia una conferma di questa cosa. Sì. Poi questa è insomma una domanda, è una considerazione che è venuta fuori tanto spesso negli anni, no? Perché anche quando ci è capitato di andare a fare delle interviste in città, in metropoli, dove invece il rap parlava di altre cose, veniva fuori da altre realtà che erano realmente più vicine a quelle americane sì. rispetto alla nostra che scendiamo dalle montagne, no? E uno ti chiede ma allora, ma cosa c'entra il rap? Vai a suonare l'armonica, no? Anche quello è il percorso, no? E invece noi abbiamo detto perché no? Cioè qual è il problema? A me hanno insegnato una cosa, negli anni 90 mi hanno insegnato ESA, di gente guasta, e Primo TR in lotta armata diceva l'hip hop è un mezzo, non un fine. E io questa cosa l'ho sempre messa vicino a un'altra cosa che mi hanno insegnato sempre negli anni 90, che è keep it real, cioè sii vero con te stesso, sii vero quando fai musica. Queste due cose messe l'una vicino all'altra rendono l'hip hop per me effettivamente un mezzo, cioè non un fine. Io uso l'hip hop come mezzo per esprimere me stesso, quello che io sono veramente. Poi è chiaro che a un ragazzo che viene dalla periferia di Milano non sente vicino a queste cose, ma quello a cui puntiamo noi è tutta la provincia italiana, cioè la provincia italiana è numerosa, verità e noi dell'Italia vorremmo tanto che noi vediamo. riuscire a farci ascoltare da persone che io lo so perché ne conosco poche, insomma quelle che ci seguono, che ci hanno contattato all'in-store che abbiamo fatto 2 settimane fa, sono venute dei Ho ragazzi visto. di Novara, comunque, che li salutiamo, sono Kelly e MJ, sono venuti perché? Perché loro sentono comunque la realtà della provincia nella nostra musica e la condividono, la percepiscono loro. L'Italia è una fatta di metropoli a livello proprio di popolazione. No. È una grande bugia questa. E le cose più divertenti sono quando ti trovi ragazzi che vengono dalla provincia e ti raccontano che vivono nel ghetto. E vabbè, Ma è anche molto divertente, insomma, le volte in cui vai in giro anche per l'Italia. Non ci è capitato molto spesso, ma quando l'abbiamo fatto è sempre stato divertente, perché comunque trovi dei ragazzi che ti vengono vicino e ti dicono che finalmente hanno trovato qualcuno, magari 2, 3, 5 ragazzi alla fine di un concerto in cui aprivi per un artista più grosso, però ti vengono vicino e ti dicono effettivamente trovo qualcuno che parla dei miei problemi oppure delle cose simpatiche che succedono anche vicino a me, no? E quindi questo è figo, è una soddisfazione, è un risultato. Infatti questo è il bello, perché con Vai Fradi, che è il tuo nuovo disco,
cioè si riesce a capire questo tuo stile personale che si allontana un po' da quello che la gente pensa che è l'hip hop, che come hai detto tu è un'arte, quindi decidi tu come farla, decidi tu che stile, cosa aggiungere, quindi questo nel tuo album si sente molto bene, perché sì. ci abbiamo lavorato no, per tanti anni, veramente no, si capisce, è veramente tuo. Non lascia che muoia mai, non molla ma migliora alla stoffa di una sequoia, e c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora. Il passato mi sogni in ingoia, ciao. Lei resta, lei sola, resta viva, e sai cosa? C'è ancora, c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora. Adesso passiamo alle domande più serie. Vai. Ah, ok, va bene. Io me ne vado. Adesso passiamo alle domande più serie, ne abbiamo 4. Vai. Allora, se poteste scegliere di questi 3 artisti per fare una collaboration, chi sceglieresti? Mi piacerà, sì. Michael Jackson. Non si può. Gianni Morandi, Suor Cristina o Bello Figo Bu? Ma dai, ma è una domanda trabocchetto. No? Non lo so, io penso che farei. Tu hai scelto Gianni Morandi? Sì, assolutamente. Ok. Perché le Manone. Ma no, ma Perché imparare qualcosa di Manone. Io mi microfono bene, dici Io invece sai cosa farei? Farei un pezzo che affronta il tema delle spiritualità, che tra i giovani è complicatissimo, e chiamerei Suor Cristina ma con un coro Bello gospel. Figo Bu. No, con un coro Tutti e tre, gospel. tutti e farei tre, la dei mega gruppo. band. Esatto. Grande. Tutti e tre. Quindi lanciamo un appello, vorremmo fare una canzone con Morandi, Suor Cristina e Bello Figo Bu che dirige il coro gospel. Io lo voglio bellissimo. che fa gli hype. Ah, che fa Voglio gli hype lui. Fa gli hype Sì, col va chopper bene. flow. Tonno! Ok. Ok. Ok, seconda domanda. Questa è per Doro. Vai. Visto che Sansone quando gli è stato tagliato i capelli ha perso la sua forza, tu cosa hai perso? Io cosa ho perso? Ho perso il fascino verso una faccia di pubblico femminile, però l'ho acquistato presso un'altra. Ho notato che c'è Maschile. stato questo. No, ma in ogni caso sì, hai dei freni. Rispettiamo tutte le sensibilità Esatto. esatto. No, cosa hai Spiegato il perso? motivo per cui il target. Non l'hai detto specificamente. Sì, ho perso il fascino nei Sì. confronti di una certa fascia E cosa di hai pubblico, guadagnato? quella un po' più giovane, e il fascino nei confronti di una fascia di pubblico femminile un po' più adulta. Perché attenzione, vedi. Attenzione, quest'anno vanno i DILF. E giustamente tu mi arrivi verso quella mi stai arrivando verso quella fascia lì, diciamo. Sono entusiasta, ambisci a sì, quella sì, fascia. sì, Brizzolatino, cappello corto. Allora, adesso vi facciamo un test che si chiama il D-test per dimostrare che siete camici doc. Ok, Allora, dovete ti dico io la dirmi parola Daro. che dobbiamo dire. Esatto. Daro. Parte lui però. Di dare. La D di Dado. Può fare il tempo. Devo farlo anch'io. Sì, assolutamente. Ma dai. La D di Dado. Vabbè. Però possiamo farlo fare anche a Elvis. Dai. Esatto, io direi Dido Dado. Ecco. Buon, Promossi. No, promossi, Sì, assolutamente. promossi, sì. E come ultima domanda, nella tua canzone Vai Fradi dici che il tuo sorriso ce l'hai grazie a Colgate, è vero o non è vero? Esatto. Ma sì, non lo so, io c'ho un po'. No, che dentifrici utilizzi veramente? Dai. Ah no, non è. Ma Non è che sono fisso. Dai, tipo tutti i giorni. Hanno detto no. che se in diretta dici, per sbaglio, un brand. brand di tua necessità,
ti arriva a casa È gratis. decidi bene cosa rispondere. Bancali di Sì. A posto. No, No. quindi scherzi, no. No, non è che uso solo quel dentifricio lì, no, è una cazzata. Cioè. No, dai, No, hai qualche segreto? L'ho scritto perché faceva rima. Ma non cascare. Ma sì, dai, con questa segui il tagliata. gioco. Dai. Hai qualche segreto per il tuo sorriso? Perché, beh, cioè, il sorriso è abbastanza... Vero, me lo diciamo fare. No, una paresi in realtà. No, ma dai, non ce l'ho più. No, in vabbè, giovinezza, no. in È giovinezza vero, ne ho un po' più tutte le- smarmellato per tutte colpa le di foto, tutte le foto. Vabbè, Vabbè, è un piacere. Ragazzi, è stato un bene. piacere. Sì. Grazie a voi. Grazie a voi. amici miei. Grazie a Blood, si dice Blood. Blood, Grazie a bravissima. Blood. Salutate in carico. Prego. Salutate in carico. Mandi fantastico, mandi Paijan, vai Mandi. Mamma. Arrivederci. Saluti. Ciao. Bravi. Non va rinnico di lasciarsi. Come ti amo? Vai fradi. Lei danza col fuoco negli occhi, guarda le stelle, così brillanti magari potesse averle. Nel silenzio sente il suono del cielo, sembra muto, non pensa lo sia davvero. Oh, e domani le sue piedi disteso, e un salto nel vuoto, lei ci si butta di peso. No, non è facile, è vero, perché ci vuole del fegato, e le paure le inseguono. Ma per chi è cresciuto in provincia non è poi strano voler mollare, scappare via più lontano, perché in provincia è triste, ti manca l'aria, in provincia non c'è vita e forse non c'è mai stato, e sono 10 anni che fissa quell'orizzonte, ma c'è qualcosa che adesso la spinge oltre, forse quel fuoco che è in petto che brucia forte, o quelle facce che ha visto già troppe volte, forse le strade, i cortili, il locale in centro, la vita che non vorrebbe, quella che sta vivendo, e anche se attorno tutto le sembra fermo, è lei che si sta muovendo, perché al momento Ferragosto nell'aria che caldo fa, le balla con gli occhi chiusi a metà, settembre l'autunno nascosto dietro, l'inverno che verrà sarà sotto un altro cielo, Ferragosto nell'aria che caldo fa, lei sa che sto caldo non durerà, e se lo segue coi no che non torna indietro, l'inverno che verrà sarà sotto un altro cielo. Udine, ci sei? Ferragosto nell'aria che caldo fa. Vai fradi. Riballa con gli occhi chiusi a metà. Stolte. Voglio salutare Phil Marra, Filippo Marra, il cantante dei Videodreams che ha fatto sto ritornello. Pensate, non l'abbiamo mai fatto assieme dal vivo. Ciao Phil! Oh, oggi l'estate finisce ma in senso ampio, con questo caldo si scioglie come l'asfalto. E staccarsene è dura ma neanche tanto, che tanto non ha un futuro, che tanto fa prima farselo. Ma quel legame rimane, non prende ruggine, nemmeno colpi al guscio di una testuggine. Si tuffa nel mondo, dentro nel turbine, in cuore c'ha la sua terra, in pugno un pugno di nuvole. E quando torna in fondo non è un ritorno, casa resta quella, in fondo è solo un ricordo di un desiderio espresso proprio in quel posto, fissando il cielo una notte a Ferragosto. Ferragosto è nell'aria che caldo fa, le balla con gli occhi chiusi a metà. Settembre passato non torna indietro, è una stella che cade e taglia in due il cielo. Ferragosto è nell'aria che caldo fa, lei sa che sto caldo non durerà, e se lo segue poi no che non torna indietro, l'inverno che verrà sarà sotto un altro cielo. Ferragosto è nell'aria che caldo fa, vai stradi.
got lost in the night. Ascolte. Ok raga, vi presento sta gente perché è il loro momento. Questo è il By Fradi Live Set, il set con cui porterò in giro il mio disco. Alle percussioni e al basso Giacomo Sanchez Santini, fatevi sentire. Alla chitarra e ai synth, l'uomo del suono Marco Barbarini. The drummer Elvis Fiore. Grazie Udine.